Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, 87% delle start-up cooperative nel settore dei servizi. Abecedario cooperativo, generare valore. 90 anni nell'universo della marionetta, a Cordenons, una mostra fino al 1 marzo. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Il centro socio-occupazionale della cooperativa sociale Il Piccolo Principe è un servizio diurno che ospita 13 persone disabili adulte che vengono impegnate in attività a carattere educativo ed occupazionale in un'ottica inclusiva e di valorizzazione della qualità della vita. Durante le ore di servizio, il centro è aperto dal lunedì al venerdì, vengono svolte diverse attività. Ci sono quelle a carattere appunto occupazionale che fanno riferimento ai laboratori artistico-artigianali di ceramica, cartonaggio, decorazione del legno e pittura su stoffa, e ad altre attività che sono maggiormente socializzanti, che riguardano le uscite sul territorio, e attività legate al benessere fisico e ancora attività esterne in collaborazione con altre associazioni come l'ipoterapia. Nella normalità delle cose una giornata tipo si svolge con l'accoglienza, la suddivisione nei vari laboratori e eventualmente lo svolgimento di attività esterne. Diciamo che con l'emergenza Covid abbiamo dovuto riadattare e rimodulare le attività, in modo particolare in riferimento agli spazi del centro che hanno dovuto subire delle modifiche, questo ovviamente per poter garantire il mantenimento della distanza. Quindi alcuni spazi sono stati ripensati, uno in particolare è stato utilizzato come stanza isolamento, qualora dovesse capitare che una persona durante l'orario di centro manifesti dei sintomi che possono essere riconducibili al Covid, ecco che abbiamo la stanza per poterlo accogliere e mettere in atto tutte le procedure necessarie. Diversamente all'interno dei laboratori abbiamo creato delle postazioni ad hoc, per cui delimitate con lo scotch, in cui le persone sanno che devono stare e da cui possono muoversi con una libertà relativa. A livello di laboratori non abbiamo subito grosse modifiche, noi produciamo oggetti artigianali che sono poi destinati alla vendita nella nostra bottega della solidarietà. Le attività che hanno subito una modifica maggiore sono quelle relative all'attività fisica, perché non c'è stato più possibile né frequentare la piscina pubblica per fare rieducazione funzionale in acqua e neanche una palestra. Noi ci recavamo in una palestra delle scuole medie qua a Casarsa. Sono attività che abbiamo dovuto sospendere ma non eliminare, nel senso che facciamo un po' un fai da te utilizzando gli spazi e le risorse che abbiamo. Abbiamo un giardino ampio che ci consente comunque di fare attività all'aperto e sicuramente le passeggiate in centro paese o comunque nei dintorni non mancano. Un'altra attività che però ha subito una modifica è quella relativa al laboratorio di cucina. Diciamo che è sempre stato un po' il cardine del nostro servizio, tanto che negli anni abbiamo strutturato un servizio di mensa interna, quindi educatori e persone con disabilità collaborano per preparare il pranzo ogni giorno. In questo senso le mansioni destinate alle persone sono cambiate perché ovviamente nel rispetto delle norme sono stati mantenuti quei compiti ad esempio di sparecchiatura, di preparazione di quei cibi che poi verranno cotti. In generale poi il servizio ha dovuto subire una riduzione di orario e questo per consentire nell'ultima ora di sanificare tutti gli spazi. Posso dire che in generale
il centro, comunque il gruppo, la squadra, insomma, si è riadattata bene alla situazione, soprattutto perché le persone con disabilità hanno saputo fare proprie le procedure, le strategie anche di contenimento in maniera assolutamente naturale e anche responsabile. Questo lo vediamo ogni giorno, non solo ciascuno personalmente si preoccupa di sanificare le mani, si ricorda di indossare bene la mascherina, ma funge un po' da sorvegliante degli altri, ricordando qualora insomma questa cosa non venga fatta. Diciamo che sicuramente ha rappresentato questa situazione di emergenza una risorsa, cioè ci ha fatto lavorare anche in maniera diversa, ponendo più attenzione ancora di più insomma alle persone e alle loro necessità. Nonostante appunto il periodo di emergenza che stiamo vivendo, credo di poter dire che il centro socio-occupazionale della cooperativa Il Piccolo Principe si è ben adattato alla nuova situazione senza stravolgere in maniera significativa né i propri ritmi né le proprie attività. E questo perché sicuramente ciò che ci contraddistingue è comunque il lavoro di gruppo e la comunione di intenti, principalmente comunque la ricerca del benessere per le persone che ospitiamo. Quello dei servizi è il settore di punta dove opera la cooperazione e dove, secondo un recente studio di Confcooperative, si concentra l'87% delle start-up cooperative innovative. Dall'elaborazione dei primi dati sull'andamento del 2021 del mondo cooperativo emerge un primo quadro di un'annata ancora segnata dalla pandemia. Le sanificazioni hanno spinto il settore pulizie, mentre agricoltura e agroindustria hanno segnato una crescita del 10%. È il commento di Nicola Gallois, segretario generale di Confcooperative FVG. Per la cooperazione sociale il 2020 era stato un anno molto difficile, il momento più critico è stato superato, ma perdurano grossi problemi legati alla disponibilità di figure professionali tipiche del settore, quali infermieri e OS. Pure il comparto culturale viene da un periodo difficile, non ancora del tutto superato, anche se le diverse misure pubbliche di sostegno hanno dato un contributo alla ripartenza, mentre perdurano i segnali di preoccupazione per settori dipendenti dal turismo come agenzie di viaggio e trasporto persone, con l'eccezione dell'albergo diffuso, modello di recettività cooperativa che sta vivendo una fase particolarmente positiva. È stata presentata la quinta biennale espositiva Il fantastico mondo dei burattini, quest'anno dedicata ai 90 anni di Unima, l'organizzazione non governativa che riunisce persone di tutto il mondo che contribuiscono allo sviluppo dell'arte dei burattini e lo impiegano al fine di promuovere valori umani come la pace e la comprensione reciproca tra i popoli. Dopo la sua creazione nel luglio del 2019 a Charleville-Mézières come parte della 20ª edizione del Festival Mondiale del Teatro di Marionette, questa mostra ha fatto tappa e viaggerà fino al 2022 in differenti città e paesi. Dal 29 gennaio al 1 marzo 2022 la mostra sarà visitabile presso il Centro Culturale Aldo Moro di Pordenone, grazie alla cooperativa culturale Ortoteatro. All'esposizione fa da corredo un ricco programma di eventi, spettacoli, visite guidate, laboratori e conferenze tematiche saranno importanti occasioni di crescita culturale per studenti appassionati e curiosi del settore. Per informazioni www.ortoteatro.it. Salve a tutti, il tema della sostenibilità è di grande attualità, declinato in mille modi, ma molti pensano che questo tema, questa parola possa rappresentare un limite per l'economia e per altri aspetti del nostro vivere quotidiano. Altri pensano che invece sia un'opportunità da sfruttare per crescere in qualità anche nella nostra vita. Ne parliamo oggi col professor Luca Grion, professore di filosofia morale all'Università di Udine, che ha le idee ben chiare.
Professor Luca Grion, le declinazioni della parola sostenibilità sono tante, le leggiamo spesso sui giornali, ne sentiamo molto parlare in questi ultimi anni, ma con lei vorrei un attimo partire per affrontare l'abbinamento di questa parola con economia. Diciamo subito, sostenibile si predica sempre in riferimento a qualcosa o a qualcuno. Anche uno scenario apocalittico post-nucleare è sostenibile per quei batteri e quelle forme di vita che abiteranno. Quindi noi dobbiamo capire per chi vogliamo che un'economia e in generale una società sia sostenibile. Ecco allora che se al centro mettiamo davvero la persona e tutto ciò che questa bellissima parola ci ricorda, cioè relazioni, affetti, capacità di costruire e distribuire ricchezza, ecco che anche la sostenibilità deve avere molti volti. E oggi abbiamo almeno due grandi strumenti per capire questa ricchezza. Abbiamo Papa Francesco che ci parla di ecologia integrale e ci dice appunto che l'integralità della persona, dell'ambiente, delle relazioni. E poi abbiamo l'ONU che con la sua agenda per un futuro sostenibile ci ricorda che bisogna tenere assieme tante dimensioni, quella della dignità del lavoro, quella delle disuguaglianze, quella dell'ambiente, quella di una società che riesce a crescere ed essere fertile. Ecco, dobbiamo riuscire veramente a pensare in modo plurale la sostenibilità, avendo però al centro la persona. Questo vale anche quindi per l'aspetto economico ma anche per l'aspetto sociale, vero e proprio? Assolutamente sì. Di nuovo, se al centro dell'economia non c'è l'homo economicus interessato solo a massimizzare il profitto, ma c'è la persona con la bellezza del suo essere in relazione e anche capace di farsi cura responsabilmente degli altri, ecco che sarà sostenibile un'economia che mentre genera ricchezza si preoccupa della dignità del posto di lavoro, si preoccupa di offrire ai propri consumatori, clienti dei buoni prodotti a prezzi ragionevoli, si preoccupa dell'ambiente. Oggi invece abbiamo un'economia che si preoccupa dei principali azionisti e si interessa dei consumatori, dimenticandosi che quei consumatori prima sono dei lavoratori che hanno bisogno di trovare nel lavoro la loro dignità e soprattutto che tutti assieme viviamo un ambiente che non può essere sfruttato in modo irresponsabile. Professor Grion, si può dire, possiamo allargare i suoi ragionamenti dicendo che la cooperazione, per come è costituita, per come è nata, per come si comporta, per come è strutturata, ha un po' questi temi della sostenibilità nel suo DNA già da molto tempo? Direi proprio di sì, perché la cooperazione è proprio quel modello di mercato, quindi di economia di mercato, che vuole coniugare il profitto con la sostenibilità sociale ed ambientale, mettendo proprio nelle sue finalità statutarie quelle di ricercare non la ricchezza fine a se stessa, ma una ricchezza che si coniuga con la democrazia, con l'attenzione per gli altri, con la generosità e anche con la responsabilità. Quindi direi proprio di sì, che il mondo cooperativo è un grande faro perché ci dimostra anche concretamente che è possibile fare economia sostenibile per le persone, sostenibile per l'ambiente, ma questa diventa anche una grande responsabilità perché bisogna avere il coraggio e la forza di essere all'altezza di valori così belli e così significativi. Ecco, a proposito, belle parole, belle idee, bei concetti che emergono e che vengono diffusi anche attraverso le agenzie, attraverso Papa Francesco, ma questi temi nella pratica quotidiana dell'impresa, della nostra vita, ecco, sono dei limiti che dobbiamo superare o possono rappresentare delle opportunità per crescere? È un'opportunità perché potersi sentire realizzati come persona nel lavoro è ciò che ciascuno di noi desidera. E molte esperienze cooperative ci fanno vedere che questo è possibile ed è bello e noi dobbiamo dare visibilità al bene che c'è. Uno dei grandi temi oggi è dimostrare il bene che c'è e ad esempio la settimana sociale di Cagliari ha messo al centro proprio le tante belle esperienze che ci sono. Quindi prima cosa è far vedere che non solo è possibile ma ci sono già realtà che lo fanno. La seconda cosa è però assumersi anche la responsabilità di essere all'altezza dei valori dichiarati. E in ultima battuta denunciare invece tutto ciò
che si nasconde dietro a belle parole agendo poi in modo difforme. Quindi ci vuole testimonianza del bene, denuncia del male, un gran coraggio per seguire una strada che è complicata, ma una strada nella quale l'uomo si sente più realizzato. I primi cooperatori l'hanno fatto perché volevano fare qualcosa di cui essere orgogliosi, non vedevano in quei limiti appunto qualcosa che restringeva il loro campo d'azione, ma esattamente i confini del campo di gioco nel quale volevano giocarsi la loro partita. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La latteria sociale Turnaria Trevignano Udinese nasce nel 1924. All'inizio contava numerosi soci, conferitori, circa un centinaio. Attualmente invece sono 6 soci conferitori. La latteria sociale Turnaria consiste nella lavorazione a turno del formaggio. Dipende proprio dalla quantità di latte che porta ogni socio, in base a quella, come la lavorazione normalmente giornaliera sui 30 quintali al giorno, quando arrivano a quota gli spetta la lavorazione, insomma, ed è tutta del socio e paga il servizio della latteria. Così da quando è iniziata è sempre continuata, non si è mai fermata. La lavorazione del latte è principalmente lavorazione di latte crudo, non viene pastorizzato, viene conferito giornalmente e all'inizio la latteria lavorava solo per il formaggio e il burro. Adesso invece abbiamo aumentato le produzioni e ci siamo diversificati sui prodotti. Produciamo yogurt, stracchini, panne cotte, cacciotte, abbiamo più prodotti insomma. Il latte è esclusivamente di sorpezzata rossa italiana. Negli anni abbiamo fatto diverse migliorie anche alla struttura insomma, perché agli inizi si lavorava poca roba e c'erano solo quei prodotti. Adesso avendo più prodotti e più esigenze anche sul mercato insomma, abbiamo portato delle migliorie negli anni. Quindi la produzione del formaggio e tutto il resto viene poi venduta lì negli spazi aziendali dai soci e un po' anche in latteria. Generare valore sono due parole molto importanti. Usiamo il vocabolario, la Treccani. Valore dal latino valoris, riferito a una persona, indica le doti umane ed intellettuali o le capacità professionali. Da cui il verbo valutare, che non significa solo giudicare o misurare, ma significa dare valore alle cose, alle scelte e alle persone. Nell'economia, in particolare nell'economia cooperativa, valutare assume proprio questo significato, le capacità che hanno le persone, riconoscere queste capacità. Secondo verbo, generare, dal latino genus, nascita. Ecco, noi economisti dell'economia civile, che sosteniamo l'economia civile, la decliniamo in 3 modi in questo momento storico dell'economia e della società. La decliniamo con 3 R. Recuperare fiducia, ribadire il valore delle relazioni,
relazioni tra persone e tra imprese e rendere disponibili i beni non solo per la crescita individuale, ma per la crescita collettiva. Quest'anno la Latteria Sociale Turnaria Terminiano Udinese ha creato una rete di impresa con altre aziende qui del territorio in modo da avere un aiuto per le migliorie da portare agli stabilimenti e in modo da essere più meglio predisposti a certe lavorazioni e anche adeguamenti riguardo al livello sanitario. Insomma. Spesso abbiamo partecipato a molte manifestazioni sui formaggi, abbiamo vinto diversi premi. Il primo che abbiamo vinto è stato a Roma con il formaggio Briaco, una delle nostre eccellenze, e poi questi in regione, a Gemona, abbiamo avuto un buon riconoscimento e ne andiamo molto orgogliosi, insomma, è un buon prodotto. Nella latteria lavorano 3 dipendenti, ci sono 2 casari e un aiuto casaro detto al confezionamento dei prodotti. La cosa tipica delle latterie turnarie è che alla lavorazione partecipa anche il socio, è sempre stato così e continua ad esserlo. Una cosa tipica che ci contraddistingue, insomma. La latteria ha lo spazio lì aperto dal lunedì al sabato, solo la mattina dalle 8 alle 12 e in più ci sono gli spazi aziendali. Che dire, venite a assaggiare i nostri prodotti che sono di ottima qualità.